Buongiorno a tutti, io sono Pietro Farina, sono il direttore di ANCE Veneto e a nome della nostra associazione vi saluto tutti, vi ringrazio per aver accolto il nostro invito e per partecipare a questo importante webinar. Webinar che è nato da un'idea e da una proposta della nostra collega Mascia Gaino e che è stato poi organizzato dal resto della nostra squadra, da Mauro Conte in particolare col prezioso supporto, come sempre, di segreteria di Paola Cecchetto. Insomma, questa è la nostra squadra ed è importante che io ve lo dica. Per quanto riguarda i partecipanti, io ringrazio tantissimo il direttore generale di Uni, Ruggero Lenzi, e il coordinatore del gruppo di lavoro interregionale di edilizia sostenibile di Itaca, Massimiano Bargagli, e il direttore della Direzione Tecnologie e Qualità delle Costruzioni di ANCE Nazionale, il collega Nicola Massaro, perché grazie a loro oggi diciamo, daremo valore ai partecipanti per questo importante momento che riguarda questa norma UNI, questa prassi di riferimento 13 del 2023, che riguarda il processo di progettazione e realizzazione di edifici sostenibili, sulla quale non entrerò perché è evidente che insomma, ci sono relatori e persone ben più competenti di me che lo faranno nei prossimi interventi. Il webinar avrà una durata di circa un'ora e mezza, quindi i tre interventi avranno dei tre relatori, diciamo, non andranno oltre la mezz'ora per intervento. Per economia dei lavori vi invito, dico ai partecipanti, a scrivere anche nel momento in cui vengono in mente ogni tipo di domanda riguardo agli interventi, però lascerei per quanto riguarda le risposte il momento finale verso mezzogiorno del question time, perché per il semplice motivo che magari alla domanda ci sarà risposta anche nel corso dello stesso intervento, forse nel corso degli interventi dei relatori successivi. Nella domanda, se riuscite, se vi va, magari mettete anche il riferimento del relatore che secondo voi appunto può darvi quel tipo di risposta oppure che vi ha fatto venire questa suggestione. Per quanto riguarda noi come Ance Veneto, approfitto dei 5 minuti che mi ha concesso, diciamo, il presidente Gerotto, che purtroppo è impegnato perché per fortuna, dico, in ANCE i nostri presidenti sono imprenditori e l'attività di impresa gli comporta poi degli imprevisti o comunque delle attività da svolgere e mi ha insomma chiesto di salutarvi e anche di portare un brevissimo intervento al suo posto. Come ANCE Veneto, ma veramente in ordine sparso e solo per le attività più recenti che abbiamo seguito o che abbiamo promosso. Ad esempio nel 2023 abbiamo promosso insieme alla Regione Veneto un protocollo sull'edilizia circolare e sostenibile che sta andando avanti anche grazie agli altri interlocutori di questo protocollo, università, altre importanti associazioni di categoria. E nel 2025 abbiamo dato avvio, anche sempre grazie a Regione Veneto e anche in collaborazione con ARPAV, l'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto, su un progetto specifico che riguarda il riciclo dei sacchetti di cemento. Nel 2024 abbiamo svolto un importante ciclo di webinar sui criteri ESG e la qualificazione delle imprese con una importantissima multi-utility che opera nel Triveneto, ma non solo. Al 13 febbraio del 2025, solo per legarmi alle attività più recenti, abbiamo organizzato, in particolare l'ANCE di Vicenza, ha organizzato un convegno sui CAM strade. Noi abbiamo dato il nostro patrocinio, ma anche il nostro supporto, e a seguito di quel convegno c'è un'attività operativa che ci sta vedendo attivi con le imprese e con le stazioni appaltanti proprio per dar seguito alle previsioni di questa normativa molto recente. Solo per concludere, il 21 febbraio l'Anceveto Giovani, il nostro gruppo giovani, a Venezia ha realizzato un importante convegno Italia 2075 sull'impatto del cambiamento climatico e le trasformazioni del territorio. Insomma, come ANCE Veneto, ma ANCE tutta, siamo ben consapevoli
del ruolo che le nostre imprese svolgono di trasformazione del territorio, di trasformazione con impatto particolarmente importante sull'ambiente, sul clima, e di conseguenza siamo molto sensibili. Da qui anche l'importanza di questo webinar. Non voglio anticipare magari i contenuti, o magari su questo mi verrà in supporto il collega Nicola Massaro, ma certamente ogni impatto normativo di questo genere può comportare delle problematiche di carattere organizzativo per le imprese non indifferenti, legate magari ai tempi di attuazione di determinati cambiamenti, ma anche ai costi che non sono indifferenti e che a volte rendono quasi impossibile l'attuazione di certe previsioni normative. Devo dire che nella interlocuzione con le stazioni appaltanti, anche importanti, anche alcune di queste trovano difficoltà nell'applicazione poi dei CAM, mi riferisco in particolare a CAM Strade, ma insomma stiamo come dire, collaborando con loro anche su questo. Solo una piccola nota, diciamo che poi tutto questo in termini di imprese, ripeto, imprese che diventano sempre più sensibili e che sempre più nel loro ciclo produttivo inseriscono momenti dedicati alla obbligatori o meno dedicati alla cura, alla tutela dell'ambiente e di tutto quello che comporta l'attività di trasformazione del processo delle costruzioni, imprese che però si vedono ancora riconoscere delle spese generali ferme in Regione Veneto, ma insomma è un po' ovunque in Italia al 15%, spese generali che in questo momento rispetto a una commessa, a una consulenza, a un contratto, probabilmente non ha neanche un singolo professionista. Ecco, figuriamoci un'impresa strutturata con le necessità che ha l'impresa di costruzione. Detto questo, passo la parola al direttore di Uni, siamo molto onorati di averla, per il primo intervento. Grazie mille. Grazie Tofarina, buongiorno a tutti, è un onore mio invece di essere qui con voi a Ance Veneto. Uni è molto lieto perché ha la possibilità di presentarsi in un contesto che molto spesso ci conosce bene. Tra l'altro la collaborazione con ANCE è una collaborazione storica. ANCE è sempre stato molto attivo nei confronti della normazione e io ringrazio i miei colleghi relatori di oggi perché sia Massimiliano Bagagli sia Nicola Massaro sono persone molto attive nell'ambito dello sviluppo delle norme, delle prassi di riferimento, e noi di Uni sappiamo benissimo che senza il know-how degli esperti, senza la presenza ai nostri tavoli di coloro che vivono le realtà sul campo e sanno cosa portare per migliorare i meccanismi produttivi e legati alle attività commerciali, di sviluppo, di progettazione. Sui nostri tavoli Uni non esisterebbe, non esisterebbe la normazione, non esisterebbe il trasferimento di conoscenza e tecnologico che operiamo a livello nazionale, europeo e internazionale. Ho preparato qualche slide, cercherò ovviamente di rimanere ai tempi per rispetto di tutti coloro che ci stanno seguendo e vediamo di condividere al meglio la presentazione. Dovreste vederla. Perfetto, me lo confermano. Quindi facciamo una panoramica dell'attività dell'Uni, poi ci sarà un focus specifico sulla prassi di riferimento 13 e un focus specifico sul mondo delle costruzioni. Io cercherò un pochino di spaziare nel contesto delle opere dell'Uni e di ingegneria civile. Tra l'altro gioco un po' in casa perché sono ingegnere civile, quindi sono entrato in Uni proprio perché avevo quella connotazione, quella competenza e ho iniziato 30 anni fa come funzionario tecnico nell'ambito del mondo dell'ingegneria civile, in modo particolare delle norme sull'antincendio. Allora,
un riferimento è sicuramente il nostro rendiconto di sostenibilità, che presenta ogni anno tutte le attività che Uni ha in corso nella logica della sostenibilità, quindi nella logica ISG. È un documento che vi invito a leggere. Sono molto lieto di dirvi che questo documento nel 2024 ha vinto il primo premio in Italia come migliore report di sostenibilità per quanto riguarda il filone della comunicazione, quindi come siamo stati capaci di rendicontare, di fare accountability, e ovviamente cerchiamo di migliorarci tutti gli anni nelle tre dimensioni che sono quelle della governance, del sociale, persone e comunità, e quella ambientale. Allora, i nostri numeri chiave sono questi si riferiscono al 2023. Mi fa piacere dirvi che la slide, questa slide l'anno prossimo sarà in crescita praticamente su tutti i numeri, quindi Uni è in crescita dal punto di vista dei valori fondamentali, che sono quelli del numero dei nostri soci, del numero dei nostri esperti, delle norme che riusciamo a produrre. E sul fatto della produzione delle norme ci tengo tanto a dire che talvolta riceviamo delle critiche sul fatto che ne facciamo troppe. Allora, io qui vorrei fare una puntualizzazione su un aspetto. Innanzitutto, Uni è un soggetto che ascolta il mercato e facciamo le norme che ci chiedono, che ritengono utili. Non siamo un normificio, siamo un'organizzazione che cerca di mettere insieme delle conoscenze affinché si possa distillare la parte migliore, diciamo così, della nostra produzione industriale a beneficio di tutti. Quindi se ne facciamo tante perché ci sono tante richieste e perché c'è esigenza di norme volontarie. E il secondo aspetto è proprio questo carattere della volontarietà. Se sono tante, ma se sono volontarie, è un valore, perché vuol dire che costituiscono una grande biblioteca di conoscenza a servizio del paese, a servizio dei professionisti e delle imprese, e che possono consapevolmente scegliere se aderire a questo sistema di qualità e quindi utilizzarle all'interno delle loro organizzazioni. Ora, io so bene che quello che sto dicendo talvolta può apparire un po' teorico, perché ci sono degli ambiti dove questa volontarietà va un po' a cadere. Credo che quello di costruzione sia quello che in qualche modo si deve confrontare con questa realtà, dove le norme che nascono volontarie, poi per delle ragioni di opportunità giuridica assumono un carattere di cogenza, e questo può creare delle diciamo deviazioni sul mercato, delle complessità. Ma non parlerò di questo tema perché Nicola Massaro è molto più competente di me su questi aspetti legati alla obbligatorietà dell'applicazione delle norme. Quello che mi fa piacere invece è far presente appunto che abbiamo pubblicato 1423 nuove norme l'anno scorso e 23 prassi di riferimento. Quello che interessa all'utenza poi è ovviamente essere aggiornata, sapere dove trovare queste norme, sapere come navigare all'interno dei contenuti normativi, e cercherò di dare un po' di esempi sulla strutturazione delle norme e sulla talvolta anche complessità nell'individuare i requisiti che servono alle imprese e ai professionisti. Il nostro sistema è un sistema articolato. Questa è la nostra mappatura dei stakeholder, che è la base del nostro rendiconto di sostenibilità, e come vedete abbiamo delle relazioni cosiddette dirette e consapevoli, ovvero dei soggetti che consapevolmente aderiscono a questo mondo. Abbiamo la nostra relazione con i nostri esperti, la relazione con i nostri clienti, coloro che sono gli utilizzatori delle norme, sono coloro che devono usufruire del nostro lavoro, sono i nostri partner principali. Abbiamo collaborazioni dedicate con delle università, con il mondo della ricerca. Facciamo parte della cosiddetta infrastruttura per la qualità, insieme ad Accredia, insieme alle rappresentanze degli organismi di certificazione, dei laboratori, e alle rappresentanze della metrologia con INRIM. Questo costituisce il valore della qualità in Italia, e cerchiamo ovviamente di avere ottimi rapporti con questi soggetti a beneficio degli utilizzatori. Quello che noi abbiamo inserito anche all'interno della mappatura
e le cosiddette relazioni inconsapevoli, tutti coloro che usufruiscono senza saperlo e beneficiano delle norme, dei contenuti normativi. E questi sono spesso, per esempio, i consumatori che si trovano poi a poter, per esempio, vivere all'interno di contesti di qualità nelle loro case, nei loro ambienti cittadini, e questo è un beneficio per l'intera collettività. Ora, la nostra missione è quella di valorizzare la centralità della normazione nell'ottica di costruire un mondo migliore, un mondo fatto bene. Questo lo facciamo, lo vorremmo fare, speriamo di farlo con una grande capacità nell'ascoltare il mercato, ascoltare le esigenze e trovare delle risposte. Lo facciamo in modo anche da integrare la nostra attività, questo è molto importante, con l'attività cogente, con quello che si è portati a dover rispettare a livello di leggi. Le norme volontarie dell'UNI sono un complemento alle leggi e vorremmo supportare la realtà italiana, le imprese italiane sui mercati internazionali, nella globalizzazione, perché la normazione è un veicolo di relazione e di globalizzazione. Un compito molto importante è diffonderla questa cultura. L'Italia ha un buon posizionamento di normazione, siamo il 7° ente a livello mondiale, questo non basta. Altri paesi come la Germania e la Francia hanno un'attenzione, anche il Regno Unito, un'attenzione alla normazione molto maggiore, abbiamo un grande potenziale in Italia, questo evento fa parte di quella linea strategica della diffusione della conoscenza e cerchiamo di farlo investendo tanto in questa opera. Abbiamo, ho detto, migliaia di soci, ma poi ci sono dei soci più rilevanti, sono i nostri soci di rappresentanza che sono di indirizzo industriale, le piccole e medie imprese, anche di rappresentanze professionali. Tra questi potrete vedere anche il logo di ANCE. Diamo un po' di idee delle top norme del 2023, cioè quali sono le norme che sono state più diffuse. Ecco, interessante vedere che il settore delle costruzioni è un settore molto rilevante, anche, e questo è molto prezioso, nello sviluppo di norme nazionali, cioè non ci limitiamo a sedere ai tavoli europei, ai tavoli internazionali per dare il contributo di conoscenza tecnologico, ma sviluppiamo anche norme nazionali. La seconda norma che vedete, la più diffusa del 2023, la UNI 9795, è quella della progettazione e installazione dei sistemi di rilevazione e segnalazione di incendio. Quindi è un impianto all'interno di edifici, fa parte del grande mondo delle costruzioni, ma anche la quarta, la UNI 10779, è la norma sulle reti di idranti, quindi per l'estinzione di incendio. E ne vediamo altre. La sesta è la norma sugli impianti a gas. Quindi vedete come, e sono tutte norme nazionali, vedete come UNI si impegna a dare delle soluzioni anche a livello nazionale. Talvolta queste soluzioni ci sono molto utili per portarle a livello europeo o internazionale. Ci sono, la gente non lo sa, tante norme a livello mondiale che sono nate in Italia, che noi abbiamo esportato perché la cultura della normazione, i contenuti tecnologici delle norme si possono esportare attraverso i meccanismi di rappresentanza di UNI. Questo ovviamente a vantaggio della tecnologia italiana, delle imprese italiane che trovando delle buone soluzioni le possono in qualche modo vendere nelle norme internazionali a beneficio chiaramente delle nostre aziende che così possono esportare più facilmente perché i loro prodotti sono già conformi a livello nazionale sui contenuti di quelle norme. Ecco, questo era per dare un'idea anche di come il mondo delle costruzioni è un mondo molto rilevante all'interno della normazione e chiaramente non esiste solo il mondo delle costruzioni, ma ci occupiamo di tutto, dell'universo mondo veramente a livello normativo, a parte la parte elettrotecnica in Italia è gestita dal CEI, il Comitato Elettrotecnico Italiano. Ora, ho già detto un po' quali sono i numeri delle norme, a catalogo alla fine del 2023 avevamo 22.382 norme e molte di queste hanno una connotazione molto diretta con la sostenibilità, che è un po' il tema anche, no? Che vedremo più tardi, perché ci sono tantissime norme che sono state pensate per poter dare delle soluzioni di sostenibilità a chi le utilizza. Allora, non mi dilungo, ma
Le norme sono nate proprio nel settore delle costruzioni, sono nate con i mattoni dei romani che per la prima volta hanno pensato di standardizzare dei prodotti e questo ha consentito una diffusione velocissima della tecnologia. Quindi sono nate in Italia e sono nate nel settore delle costruzioni, quindi questo lo dobbiamo ricordare, ma inconsapevolmente come normazione. La normazione in realtà non è nata in Italia, è nata negli Stati Uniti nel 1904 quando c'è stato lo scoppio, l'incendio di Baltimora e è stato un incendio talmente vasto che i vigili del fuoco della città hanno dovuto chiamare subito a rapporto ad aiutare a spegnere questo incendio i vigili del fuoco delle città vicini. Peccato che è stato totalmente inutile perché le manichette non erano compatibili, banalmente non avevano lo stesso diametro e quindi la città è stata totalmente distrutta. Con questa complessità, criticità, si è pensato a costruire un sistema di standard, quindi nel settore, in questo caso, meccanico, ma che riguarda comunque l'antincendio, il costruito, ancora il settore delle costruzioni. Allora, non mi dilungo sulle definizioni, qui è importante ricordare, per chi è interessato, che in Europa il documento legislativo maestro della normazione è il regolamento 1025. Esiste una legge, è un regolamento, quindi ad applicazione immediata in tutti i paesi dell'Unione, che stabilisce che cos'è la normazione tecnica volontaria, con tutte le definizioni, non mi dilungo. E il sistema della normazione è un sistema che opera, come dicevo prima, a livello europeo, a livello nazionale e i paesi, sostanzialmente tutti i paesi del mondo hanno un singolo ente di normazione che aderisce ai sistemi europei col CEN e ai sistemi internazionali in ISO. Il nostro continente è l'unico ad avere un sistema, un sistema regionale, cosiddetto regionale, quindi europeo di normazione che sviluppa moltissime norme. In tanti altri sistemi invece si fa riferimento soltanto all'ISO, all'Organizzazione Mondiale della Normazione. Perché in Europa esiste una normazione forte? Perché esiste il cosiddetto nuovo approccio, ovvero esistono dei meccanismi legislativi che definiscono soltanto dei requisiti generali, requisiti essenziali, demandando al mondo della normazione i requisiti specifici. Questo è un modello unico al mondo e tra l'altro è un modello straordinario perché non è elaborato, non è pensato all'interno di un singolo paese, ma è pensato all'interno dell'Unione e quindi tutti i paesi dell'Unione devono conformarsi allo sviluppo di di norme europee EN che sono norme a supporto delle cosiddette direttive di nuovo approccio oppure regolamenti. Ecco, questo meccanismo tra rapporto e leggi quindi in Europa è molto forte e è molto forte anche nel settore delle costruzioni. Allora, va rilevato anche che da sempre, o comunque nella storia, l'Uni ha 103 anni, nella storia si è sempre fatto riferimento a normazioni come si diceva che la fotografia dello stato dell'arte. Ora io sono in Uni da 30 anni, questa cosa è un po' cambiata perché ci sono dei processi evolutivi dove l'innovazione genera anche innovazione, quindi la normazione è un veicolo di innovazione, non è più la fotografia di un passato, ma è un trend di un futuro, si cerca di veicolare la conoscenza attraverso dei meccanismi di innovazione. Per esempio la PDR 13 e la collaborazione con Itaca e con appunto le regioni è nata proprio con quest'ottica qui, di veicolare delle soluzioni di innovazione. Ma è vero che il tema dello stato dell'arte, della regola dell'arte, è un tema molto, molto conosciuto e anche nel settore delle costruzioni, qui vediamo nell'esecuzione dell'opera, il codice civile fissa appunto la regola dell'arte e la regola dell'arte è rappresentata dalle norme tecniche. Ora, velocemente, le norme hanno un processo di elaborazione, noi cerchiamo di ridurlo perché vogliamo essere veloci ad arrivare sul mercato, ma questo progetto di elaborazione è un progetto soprattutto trasparente che consente la partecipazione di tutti i soggetti interessati direttamente ai lavori oppure anche attraverso delle inchieste pubbliche, quindi c'è una grandissima trasparenza. Direi che le norme nascono proprio con
due principi fondamentali. Il primo è che nascono in un tavolo multi-stakeholder, ci devono essere tutti i soggetti interessati, non soltanto una parte, e nascono in un sistema trasparente che fa sì che non ci siano sorprese nei contenuti normativi. Allora, prima dicevo dei mattoni, tanto per dare un'idea, le norme non sono statiche, quindi nel 65 è uscita una norma in UNI che definiva la dimensione del mattone. Voi sapete che la dimensione dei mattoni è una dimensione che nasce dall'antropologia, quindi dalla nostra dimensione delle mani per prendere il mattone. Quindi questo 5.5, 12, 25 è la mano che poi si combina con la malta per poter mettere i mattoni insieme. Le norme poi, in funzione dell'evoluzione, hanno una loro chiaramente ridefinizione, e questo è un fatto fondamentale di essere sempre al pari con lo stato dell'arte, quindi la revisione è importante quanto l'elaborazione di una nuova norma, e qui vedete in questo caso una norma UNI nell'86 che poi è diventata una norma europea perché nasce la direttiva sui prodotti da costruzione, che richiama quindi alla norma sui mattoni dei regolamenti della costruzione, 2004 una norma EN, la 771, fino ad arrivare addirittura non solo più al mattone ma all'opera, quindi la progettazione e strutture in muratura nel 2005 con Eurocodice. Vedete quindi il processo evolutivo dal singolo elemento, piano piano si arriva poi alla definizione delle norme per l'opera. Ora, non basta ovviamente avere la norma di prodotto, ci sono norme di progettazione, di progetto, di sistema, e addirittura dagli ultimi anni, molto rilevante, le norme sulle professioni, cioè sulle persone che eh, danno appunto nella loro professione la posa in opera. Quindi il mattone di prima diventa la norma di chi posa il mattone, e questo è un fattore molto rilevante, molto importante nel mondo delle costruzioni, perché sapete benissimo che posso avere il prodotto migliore, conforme a tutte le norme di qualità, poi come viene montato in opera, in cantiere, ne determina la sua prestazione. Quindi la posa è un elemento fondamentale del mondo delle costruzioni, e per questo noi italiani siamo, diciamo, abbiamo pensato prima degli altri a livello mondiale di caratterizzare la professionalità di chi posa. Questo è veramente un aspetto tipicamente di UNI che tutti ci riconoscono a livello mondiale. Qui vado molto velocemente perché poi con Nicola Massaro avrete anche altri esempi, ma è chiaro cosa voglio dire in questa slide, che ormai tutti i pezzi di un edificio sono normati e quindi abbiamo tutte le norme sulle strutture, elementi verticali, coperture orizzontali e tutto quanto. E addirittura anche, come ho detto prima, sull'antincendio, gli impianti, l'acustica, gli ascensori, l'antincendio, l'illuminazione, e tutto questo costruisce un grande catalogo di norme. Voi pensate che quello che vedete qui sono soltanto le norme per le finestre. Quindi le finestre in Italia hanno queste norme che consentono di valutare tutta una serie di prestazioni. Qui leggete prestazione acustica, trasmittanza termica, le proprietà radioattive e così via. Immaginate che livello di dettaglio riusciamo a fare nel settore delle costruzioni. Ripeto, non ci sono soltanto prodotti, sistemi, opere e persone, professioni, ma ci sono anche dei filoni che stiamo sviluppando e che stiamo ampliando. Uno di questi sicuramente la sostenibilità. Ho parlato prima delle figure professionali, un altro fondamentale è il BIM, è il Building Information Modeling, dove l'Italia ha un grosso ruolo nella definizione delle norme. Anche qui una panoramica veloce sulla sostenibilità in edilizia. Esistono tutta una serie di norme europee. All'interno di questo sistema il protocollo Itaca, che è un'esperienza nazionale, ovviamente deve entrare con un meccanismo di compatibilità con quello che si sta facendo in Europa, ma addirittura ad influenzare i lavori europei, perché quello che noi auspichiamo è che il modello di calcolo, il rating che definiamo in Italia possa essere lo stesso in altri paesi, affinché ci possa essere anche una confrontabilità
perché se un edificio in Italia ha un certo rating e in Francia ha un altro rating perché c'è un'altra norma, ovviamente genera questo una complessità sul mercato. Sulle figure professionali, ne ho parlato prima, guardate che tipo di quantità di norme nazionali sono state sviluppate nel mondo delle costruzioni, e il BIM vede anche in questo caso una serie di norme. Alcune nascono proprio in Italia, altre sviluppate a livello europeo e altre a livello internazionale, che ci consentono di partecipare a un'evoluzione estremamente importante, estremamente interessante, che è quella ovviamente della digitalizzazione, che è un tema che ormai ha permeato tutti i mercati, anche il mercato delle costruzioni, e per questo sul BIM stiamo lavorando molto bene anche con delle università. Chiudo con 3 esempi di norme che in questo momento hanno grande attenzione. Non sono esempi direttamente collegati al mondo delle costruzioni, ma sono i 3 esempi più rilevanti degli ultimi 2 anni in ambito ESG. Dico in ultimi 2 anni, anche se questa norma, la 26.000, ha più di 10 anni, ma ha avuto un'impennata di interesse negli ultimi anni incredibile. Quando è nata nessuno la filava, diciamo così, oggi invece è una delle top norme, perché è la norma che consente di strutturare un sistema di governance, di responsabilità sociale e quindi di sostenibilità. Un'altra norma, ne avete sentito parlare, è una prassi di riferimento, è la 125 sulla parità di genere, che è in questo momento il documento normativo più diffuso in Italia. Stiamo parlando di decine di migliaia di PDR diffuse e di organizzazioni certificate ai sensi della parità di genere. È un esempio virtuoso di rapporto tra normazione e indirizzi politici e quindi legislazione. E il terzo esempio che vi do è il fiore all'occhiello dell'Uni, è la TS 11820, che adesso è in fase di revisione perché è arrivata quella internazionale 3 anni dopo di noi, quindi noi siamo stati i primi al mondo a individuare un meccanismo, un rating, per calcolare e misurare la circolarità dell'organizzazione. È la PDR 13 dell'economia circolare, se vogliamo, come tipo di approccio, e siamo stati i primi al mondo a definire una norma per misurare la circolarità di un'impresa. Ora, questi lavori sono stati portati a livello internazionale, è uscita già la nuova ISO su questo tema e quindi partecipiamo con molto interesse al dibattito internazionale. Chiudo ricordandovi che sull'utilità delle norme, qui abbiamo individuato, poi vi lascio le slide, le 10 ragioni per considerare le norme come un elemento positivo nell'ambito delle attività d'impresa e quindi nell'ambito di considerare le norme un asset strategico per le imprese, una scelta consapevole, una volontà di indirizzarsi verso una qualità superiore. E infine, attenzione, stiamo lavorando anche come Uni a livello internazionale per cambiare il concetto stesso di norma. Oggi la norma fondamentalmente è ancora viene percepita ancora come un documento, viene percepita ancora come un set di informazioni che richiede un grande intervento umano nella lettura, l'interpretazione, l'implementazione e così via. Da diversi anni c'è un progetto in ambito ISO dove l'Italia è uno dei leader, che si chiama SMART, e che sta sviluppando un concetto digitale di contenuti normativi dove fondamentalmente i requisiti normativi saranno fruibili all'interno di sistemi intelligenti e che quindi leggibili anche, scusate, da macchine, da sistemi software, da BIM e così via. Quindi immaginate che ci possa essere una norma leggibile perché i suoi requisiti sono facilmente accessibili e direttamente all'interno dei processi industriali. Questo è un grosso progetto che cambierà proprio il paradigma stesso di norma nei prossimi anni. Infine, se volete maggiori informazioni sull'Uni, c'è un sito, uni.com, e anche la nostra rivista sfogliabile ogni mese che esce su temi diversi che sicuramente potrà trovare il vostro interesse. Io vi ringrazio per l'attenzione,
credo di aver dato una panoramica che consente poi ai miei colleghi di attaccarsi a qualche elemento per poter avere una completezza di esposizione. Vi ringrazio ancora per l'ascolto e l'attenzione. Direttore, grazie mille, illuminante, devo dire che adesso diciamo, tutto il sistema è sicuramente più chiaro, che perché a tutti i partecipanti è sicuramente molto più chiaro. Io adesso lascio la parola senz'altro al dottor Bagagli, col quale entriamo un po' nel merito dei PDR 13 2023, il protocollo Itaca. A lei, dottore. Io mi stacco mezz'oretta, poi torno, sarò qui presente sicuramente per le domande, ho un altro impegno, ma sarò dopo presente, grazie. La aspettiamo, a dopo. Volentieri. Sì, buongiorno a tutti. Vi ringrazio innanzitutto per l'invito perché mi dà la possibilità di parlare sia del protocollo Itaca che di altri aspetti normativi legati allo stesso e anche, soprattutto, dell'importanza che le norme UNI rivestono per noi perché ci consentono di portare avanti tutte le considerazioni che facciamo per arrivare a una valutazione complessiva dell'edificio. Eh, Ovviamente in questi 20-25 minuti circa che vi parlerò, dovrò per forza di cose parlarvi brevemente del protocollo Itaca, quindi di come è strutturato. Protocollo Itaca che in realtà è appunto è una prassi di riferimento, quindi se vorremmo già potremmo, come dire, sintetizzare tutto il tema del mio intervento, come chiaramente sono importanti le norme UNI perché il protocollo stesso è una prassi di riferimento, quindi già in questo potrei sintetizzare tutta l'importanza che per noi rivestono le norme UNI. E vi mostrerò l'importanza della normativa vigente e soprattutto della normativa tecnica, quindi della normativa UNI, con alcuni esempi, e poi collegherò, vista l'origine del protocollo Itaca, che spiegherò fra poco, a questa l'importanza anche che hanno tutta la normativa vigente e mostrerò come anche nella normativa vigente, in un esempio specifico, il CAM edilizia, che è sicuramente un decreto di estremo interesse anche per ANCE, come si ritrovano questi collegamenti, questi riferimenti continui alle norme UNI. Da dove partiamo? Beh, potremmo partire essenzialmente da quella che è la situazione che tutti noi vediamo al di fuori della nostra finestra o dell'edificio, nella zona, nell'area più o meno urbana in cui ci troviamo. Siamo consapevoli che non sempre la qualità degli edifici è stata la prima preoccupazione. Siamo sicuramente tutti consapevoli che ci sono degli esempi di realizzazioni che potevano essere fatte meglio e magari questo è stato causato anche dal fatto che la normativa vigente, la normativa dell'epoca, si concentrava su alcuni aspetti piuttosto che su altri e anche può essere successo anche per il fatto che mancava magari uno strumento di valutazione complessiva. Ecco, un rating system, e quindi uno strumento come può essere il protocollo Itaca, rappresenta proprio questo, uno strumento di valutazione a 360 gradi che ha un approccio olistico all'edificato o all'area di urbanizzazione, in cui si tenta di, da un certo punto di vista, dare una risposta a tutti quelli che sono gli obblighi normativi, e questo è particolarmente valido per noi, e poi vi spiegherò perché. E dall'altra parte cerca anche di dare una valutazione appunto ambientale complessiva di quello che si va a realizzare, cercando appunto, dato questo approccio maggiormente onnicomprensivo, maggiormente olistico, di andare ad evitare magari alcune realizzazioni, alcuni dettagli particolari, specifiche situazioni che poi si sono create sicuramente nel corso del tempo. Questo approccio olistico, questo approccio olistico che potremmo sintetizzare come un approccio di analisi multicriteria, è strutturato secondo aree di valutazione. Quindi non andiamo a interessarci, utilizzando uno strumento come un rating system, solamente di alcuni aspetti specifici, ma cerchiamo appunto di essere il più ecumenici, il più universali possibili. Come lo fa il protocollo Itaca? Il protocollo Itaca lo fa
andando ad analizzare quelli che sono dei grandi macro temi ambientali collegati all'edificio. Gerarchicamente collegati a questi macro temi ambientali che chiamiamo aree di valutazione, vi sono delle categorie di valutazione che sono dei sottotemi ambientali sicuramente di rilevanza, di grande rilevanza, e in un processo di raffinazione successiva lo andiamo a fare tramite l'analisi di specifici aspetti che sono rappresentati dai criteri di valutazione, che sono gli elementi puntuali che si va a valutare specificatamente all'interno dell'edificio. Le aree di valutazione sono essenzialmente, attualmente nel protocollo di valutazione Itaca, nella prassi di riferimento, sono 6, e la prassi di riferimento ha aggiunto un'area di valutazione recentemente, perché l'ultima versione è di ottobre del 2023. E l'ultima area di valutazione è l'area di valutazione H, che è quella relativa all'adattamento ai cambiamenti climatici, proprio perché la spinta, la pressione di quello che sta succedendo intorno a noi e anche a livello legislativo ci ha indotto ad aggiungere un ulteriore aspetto per andare a valutare appunto quello che potrebbe accadere nell'intorno dell'edificio in caso di incrementi della temperatura o di precipitazioni estreme. Le aree di valutazione sono essenzialmente 6, dicevo. Una va ad intercettare quello che è la situazione del sito dove è posto l'edificio. Poi vi è una grande area di valutazione, quella diciamo sicuramente più interessante, più importante come numerosità di criteri, che è l'area B, in cui andiamo a valutare i consumi energetici e di risorse secondo una visione diciamo un po' più appunto allargata, quindi non ci concentriamo solamente sugli aspetti energetici. Poi abbiamo un'area che è relativa ai carichi ambientali, un'altra molto importante sulla qualità ambientale indoor, e poi una quinta area di valutazione che è quella sulla dotazione infrastrutturale dell'edificio, perché un edificio deve essere sostenibile se non solo ambientalmente è efficiente, ma anche se ci viviamo bene e quindi abbiamo tutta la dotazione che ci è necessaria per poterlo utilizzare al meglio e viverci in una situazione di comfort. Vi parlavo appunto di questa strutturazione gerarchica di aree, criteri, scusate, categorie e criteri. Nel corso degli anni la numerosità dei criteri, quindi degli aspetti specifici che vengono valutati all'interno del protocollo, è cambiata e siamo in una fase di sintesi relativamente alla numerosità. Innanzitutto qui state vedendo quali sono le tipologie di edificio di cui ci occupiamo con il protocollo. Vi è un capitolo che si occupa degli edifici residenziali e che è sostanzialmente quello che viene maggiormente utilizzato, ma al tempo stesso vi è anche una parte, un capitolo relativo a tutti gli edifici non residenziali e nello specifico si occupa di uffici, scuole, edifici commerciali, edifici produttivi e edifici ricettivi. Quindi la panoramica degli edifici che andiamo a intercettare è abbastanza ampia, considerevolmente ampia direi, e al tempo stesso anche le valutazioni che andiamo a fare sono a loro volta sicuramente abbastanza allargate, abbastanza onnicomprensive di molti aspetti su cui magari di primo acchito il progettista nemmeno penserebbe in maniera approfondita, ma che hanno sicuramente comunque una valenza da un punto di vista ambientale. Sostanzialmente quindi ci troviamo di fronte a un sistema modulare che può essere utilizzato in varie fasi. Possiamo partire addirittura da una fase precedente alla progettazione, quella solamente di valutazione, se è appropriato inserire alcuni elementi progettuali all'interno di quello che andiamo a fare. Il protocollo Itaca non è un protocollo isolato, nel senso che sì, è stato sviluppato da Itaca, è un riferimento sicuramente nazionale, si può considerare un protocollo a livello nazionale, diciamo il riferimento italiano, però in realtà nasce da un gruppo di lavoro internazionale che ha dato origine anche ad altri protocolli in giro per il pianeta. Ad esempio HQE in Francia, Minergie in Svizzera, Verde in Spagna, CASBI in Giappone, Energy Star in Australia.
questo gruppo internazionale di ricerca ha prodotto tutta una serie di, appunto, un framework, una struttura di valutazione che poi in ciascun paese è stata tagliata in un certo modo su misura per le esigenze nazionali. In realtà il modello originale prevede un numero di fasi e un numero di aree di valutazione un po' più ampio rispetto a quelle che vediamo in Italia. Quindi essenzialmente comunque la cosa che mi preme di farvi notare è che è uno strumento estremamente modulare, modulabile, e per questo può essere utilizzato per vari scopi, e ad esempio è una delle ragioni per cui le amministrazioni pubbliche lo hanno utilizzato ampiamente nel corso degli anni, perché appunto è possibile tagliarlo su misura, ad esempio per fare valutazioni ambientali su specifici progetti o specifiche iniziative. Ad ogni modo, comunque, la sua valutazione complessiva, il suo utilizzo complessivo maggiore è stato quello di valutazione per la fase di progetto e di costruzione di edifici di varia natura, ed è stato utilizzato molto nel corso degli anni da parte delle regioni. Qui vedete in questa slide una panoramica sulle maggiori iniziative che sono state portate avanti nel territorio nazionale per quanto concerne l'utilizzo del protocollo Itaca. Noi come Itaca, insieme ai nostri soci e a portatori di interessi, elaboriamo, insieme ad UNI ovviamente, elaboriamo la base, il protocollo di valutazione, la prassi di riferimento, che poi viene approvata secondo la trafila UNI. Però poi l'impiego principale del protocollo Itaca nel suo complesso o in sottoinsiemi di esso è stata fatta dalle varie regioni italiane. Alcune regioni hanno applicato il protocollo nella sua interezza, e quindi ad esempio se si vuole avere tutta una serie di incentivi si deve costruire rispettando i dettami del protocollo. In altre invece sono state utilizzate semplicemente specificatamente ad esempio per alcuni bandi o alcune iniziative che hanno portato a dei finanziamenti. Ma perché c'è stato questo utilizzo e questo interesse da parte delle regioni italiane? Perché essenzialmente Itaca è un organo tecnico di supporto alla conferenza delle regioni. Quindi noi sostanzialmente siamo un organismo delle regioni e pertanto il protocollo Itaca e la prassi di riferimento nascono come modello di valutazione delle regioni. Capirete pertanto che è di estremo interesse per le regioni avere uno strumento affidabile ma che sia allineato alla normativa. Anzi, questo è, se vogliamo, uno dei nostri punti di forza, perché chi utilizza il protocollo Itaca diciamo, come dire, può stare abbastanza tranquillo che non può fare altro che essere costantemente aggiornato alla maggior parte della legislazione specifica di settore e alla normativa tecnica rappresentata ad esempio dalle norme UNI. Quando si va ad elaborare e a modificare uno strumento del genere, quindi si deve tener conto di tutta una serie di norme internazionali, e buone ultime che arriveranno fra poco, stanno già arrivando, sono i regolamenti europei sulla progettazione compatibile e sui materiali da costruzione. Si deve tener conto sicuramente di nuovi trend come possono essere stati negli ultimi anni la mobilità elettrica o l'attenzione ai cambiamenti climatici, ma sicuramente non si può prescindere dal sistema delle norme nazionali. E fra queste, la parte più importante ce l'hanno sicuramente la normativa tecnica, quindi le norme UNI. Vedete qui citate nella slide anche i CAM edilizi. Chiaramente questo è anche per noi di estremo interesse perché, essendo Itaca un istituto che si occupa di appalti, di compatibilità ambientale, di prezziari, tutto ciò che ha a che fare con l'edilizia pubblica, quindi l'edilizia finanziata dalle regioni o dallo Stato, non può che essere per noi di estremo interesse. Diamo un'occhiata quindi a quello che è accaduto da un punto di vista di adeguamento alla normativa e entriamo un po' nella seconda parte della presentazione. Sicuramente noi abbiamo già adeguato nel corso degli anni il protocollo Itaca a tutta quella che è la normativa internazionale, se pensiamo al livello di Levels, se pensiamo a Levels che è
diciamo, uno schema di indicatori ambientali promosso oramai da anni dall'Unione Europea e che sempre più sta facendo parte, fa parte, diciamo, dell'attività specifica di settore di chi si occupa di edilizia, e quindi già noi nel tempo abbiamo inglobato all'interno del nostro protocollo questi criteri di riferimento internazionale. Ma veniamo un po' a quello che è l'argomento principale di questa presentazione, l'importanza delle norme UNI. Vedete raffigurate tutte le pagine che stanno all'inizio della prassi, dove sono riportati vari riferimenti normativi e di normativa tecnica che poi si ritrovano all'interno della prassi, quindi fra i vari criteri di cui è composta. Beh, abbiamo visto ci sono 20.000 circa norme tecniche nel catalogo UNI, noi ne richiamiamo oltre 50, quindi come dire uno 0,2% delle norme complessive sono incluse, sono essenziali per la possibilità di fare tutte le considerazioni e i calcoli per poter poi raggiungere a una valutazione secondo il protocollo Itaca. Quindi sono per noi estremamente fondamentali. E faccio adesso degli esempi. Il primo esempio che mi viene in mente è anche il più emblematico, se vogliamo, è come si faccia riferimento nel protocollo Itaca a una norma abbastanza antiquata, perché è la UNI 8290 del 1981, che ha avuto un solo aggiornamento nel corso degli anni ed è stato nel 1983. Tutti i rating system, quindi il protocollo Itaca, così come anche altri, fanno riferimento ai materiali con cui si costruisce l'edificio, e quindi in tutti i rating system troverete particolare attenzione ai materiali e troverete tutta una serie di criteri che vanno ad analizzare la natura, la provenienza, gli impatti ambientali dei vari materiali che vengono utilizzati. E anche noi abbiamo i nostri, sono i 6 criteri che vedete raffigurati nella slide. Quindi ci andiamo a occupare del carattere di rinnovabilità, di riciclabilità, dell'essere locali e ad altri aspetti relativi ai materiali che costituiscono l'edificio. Per poter fare le valutazioni relative ai materiali, però, è fondamentale poter scomporre l'edificio in, come dire, in elementi costituenti semplici semplici che poi possono essere analizzati dal protocollo, e per far ciò noi ci avvaliamo della norma 8290 che, pur essendo sicuramente oramai abbastanza datata, riesce ad essere tuttora perfettamente utilizzabile e ci permette quindi di evitare degli equivoci con chi utilizza il protocollo, nel senso che la scomposizione dell'edificio viene dettata secondo una norma tecnica. La norma tecnica in questione scompone l'edificio in classi di unità tecnologiche, che sono queste raffigurate, e come vedete, nonostante siano state elaborate oramai 40 anni fa, sono tuttora valide. A loro volta, ciascuna classe di unità tecnologica può essere scomposta in unità tecnologica, e a loro volta ciascuna unità tecnologica può essere scomposta in classi di elementi tecnici. A dire la verità, e la norma lo prevede, si può andare ulteriormente in questa scomposizione, nella raffinazione di questa scomposizione. Però questo esempio è estremamente emblematico, perché noi senza questa norma tecnica non avremmo avuto nessun riferimento pratico, nessun riferimento normativo per poter definire esattamente come scomporre l'edificio, quindi come trattare le varie parti dell'edificio e poterle valutare con i criteri di cui ci siamo dotati. Quindi, secondo me, questo è un esempio estremamente interessante. Poi, in previsione di questo incontro, sono andato a dare un'occhiata fra le oltre 50 norme tecniche, appunto, che vengono richiamate dal protocollo, quelle che sono maggiormente citate, quelle che sono essenzialmente fondamentali per il calcolo di alcuni criteri. Vedete nella parte sinistra alcuni criteri del protocollo Itaca, nella parte destra della slide invece facciamo riferimento alle norme tecniche indispensabili per poter arrivare a una valutazione dei singoli aspetti specifici. C'è tutta la partita legata alla famiglia UNITS 11300, che sono ovviamente fondamentali per il calcolo dei vari indici energetici, quindi tutti gli aspetti energetici che sono abbastanza, diciamo, come dire, regolati dalla famiglia 11300, ma poi
Ci sono ad esempio tutte quelle specifiche relative al benessere indoor, oppure ancora quelle relative alle certificazioni dei materiali o agli aspetti che possono essere, che debbono essere tenuti in considerazione per quanto riguarda la progettazione degli impianti idrici a servizio di un edificio. Quindi, come vedete, è estremamente importante per noi la presenza di tutto un corpus normativo tecnico UNI che ci permette essenzialmente di poter fare tutte le valutazioni senza le quali non saremmo in grado di tirar fuori un giudizio complessivo, un numero complessivo. L'importanza della normativa per noi di Itaca, come vi dicevo, è molto alta, è molto elevata, in particolare quando andiamo a trattare di alcune norme che sono specifiche per l'edilizia e in particolare, vista appunto la nostra natura pubblica, quando andiamo a parlare di CAM edilizia, quindi dei criteri ambientali minimi per l'edilizia. Cosa sono i criteri ambientali minimi? I criteri ambientali minimi ve ne è tutta una famiglia che è stata redatta e approvata nel corso degli anni. Sono sostanzialmente delle richieste che lo Stato fa ai fornitori di beni e servizi perché i beni e servizi di cui lo Stato si rifornisce stiano a rispettare, rispettino come dire, un quantitativo minimo, un grado minimo di aspetti ambientali. Okay? Ce ne sono dei più svariati, non lo so, dalla fornitura di carta, dalle lenzuola che potete trovare, da tutta diciamo, fornitura per ospedali. Poi ve n'è uno che sicuramente per noi è quello che di maggior rilevanza e suppongo anche per ANCE non sia così di poca importanza come il CAM edilizia, che ha avuto una sua evoluzione nel corso degli anni. Scusate. La versione vigente attuale è oramai di 2 anni e mezzo fa perché è di giugno del 2020. Tra l'altro si sta discutendo, forse abbiamo già finito di discutere di una nuova versione e qui preferisco non addentrarmi né in anticipazione né in commenti magari su quello che potrebbe essere il futuro da questo punto di vista della nuova versione del decreto. Per il momento comunque abbiamo questo ed è estremamente interessante perché il decreto CAM va a analizzare, diciamo, va a differenziare gli aspetti dell'assegnazione dell'appalto, quindi va a valutare tutti gli aspetti ambientali nel solo affidamento del servizio di progettazione, nel solo affidamento dei lavori oppure nell'affidamento congiunto di progettazione e lavori. E lo fa anche in questo caso andando, se voi diciamo date un'occhiata approfondita alla norma e all'indice, andando per approssimazioni successive. Va prima a valutare quello che c'è all'interno dell'edificio, poi l'edificio stesso, poi i materiali di cui è composto l'edificio ed infine va a dare un'occhiata anche a quelle che possono essere delle disposizioni di carattere ambientale per quanto concerne il cantiere. Vi sono degli aspetti estremamente interessanti all'interno del protocollo, qui andrò velocissimo. In primis che richiama i rating system. Il decreto richiama il rating system e dice chiaramente, espressamente, che possono essere utilizzati per soddisfare alcune richieste della stazione appaltante, ovvero sia abbiamo un edificio sottoposto a certificazione secondo uno dei rating system più diffusi, tra cui il protocollo Itaca. Bene, alcune delle richieste che fa la stazione appaltante possono essere dimostrate producendo lo stesso materiale e la stessa documentazione che viene utilizzata in fase di certificazione dell'edificio. Questo, come capite, vi consente di ottimizzare, di risparmiare sicuramente del tempo, del denaro, del lavoro. Non solo, può anche scegliere fra quelli che possono partecipare al bando in funzione all'esperienza pregressa, quindi ad esempio se hanno già utilizzato determinati sistemi, protocolli di sostenibilità energetico-ambientale e che sono quelli che abbiamo visto nella slide precedente. Infine, dà anche un punteggio premiante, può dare un punteggio premiante a tutti quei tecnici che fanno parte di una compagine e quindi alla compagine stessa che si avvale di professionalità che hanno esperienza e competenze accertate secondo lo schema 17.024 su determinati aspetti ambientali. Come vedete, quindi
già per questo l'interesse che noi abbiamo nel CAM edilizia non potrebbe fare altro che essere molto alto, ecco, molto forte. Ma vista la quantità di criteri che poi vanno a trattare gli stessi aspetti che vengono trattati dal CAM, quello che abbiamo fatto nel corso del tempo è analizzare questa correlazione fra CAM edilizia e protocollo Itaca. Quindi siamo andati a valutare e a costruire delle griglie di valutazione su quali sono, quanti sono e di che grado sono le connessioni fra i due strumenti, ovvero sia se il CAM edilizia sta parlando dello stesso aspetto trattato magari da un criterio Itaca, se lo fa utilizzando lo stesso algoritmo e quindi magari la stessa norma UNI, e poi quale parte del criterio del CAM edilizia viene coperto dallo specifico criterio Itaca. Questo perché, essendo noi un'emissione, diciamo un'estensione della conferenza delle regioni, dobbiamo fornire uno strumento che sia il più possibile utilizzabile dalla parte pubblica e dalla parte privata, e quindi che sia in grado di fornire sempre più una valutazione complessiva fra questi strumenti, e sia in grado di rispondere alla domanda se utilizzando il protocollo Itaca riesco a soddisfare anche il CAM edilizio. E qui arrivo alla conclusione: per fare ciò, ovviamente, è impossibile farlo senza, anche per quanto concerne il CAM edilizia, senza far ricorso alle norme UNI. E io qui ho preso solamente alcuni esempi delle disposizioni CAM che vedete enumerate sulla sinistra della slide e delle relative norme tecniche che vengono specificatamente richiamate e il cui utilizzo è indispensabile per poter avere quantomeno il quadro se si sta soddisfacendo quella specifica disposizione CAM. Noterete poi tra l'altro che magari alcune delle norme che vengono qui richiamate sono anche le stesse che magari richiamiamo noi nei nostri criteri. Ovviamente, visto appunto la correlazione, il connubio che c'è fra protocollo, normativa in generale, CAM edilizia nello specifico e norme UNI nello specifico. Quindi, per riassumere in maniera finale il ruolo del protocollo Itaca e delle norme UNI, possiamo dire essenzialmente che il protocollo Itaca, prassi di riferimento UNI 13, si pone un po' come elemento che facilita il dialogo fra tutto il sistema delle norme e quindi tutte le richieste normative che vengono fatte quando ci si occupa di edilizia nelle varie fasi, e tutti gli aspetti invece tecnici legati alla progettazione, all'edificazione, alla gestione, alla dismissione di un edificio. Una parte estremamente importante per quanto concerne questa possibilità di dialogo tra questi due mondi che sono a volte un po' distanti è data dalle norme tecniche, che si pongono unitamente al protocollo Itaca come elemento di garanzia. Cioè non potremmo fare le nostre valutazioni, ma non potremmo fare valutazioni nemmeno diciamo che vanno a valutare, vanno a verificare il soddisfacimento delle norme se non potessimo ricorrere alle norme tecniche che abbiamo invece fortunatamente a disposizione. Io avrei concluso e credo di essere stato perfettamente nei tempi. Grazie dottore, confermo perfettamente nei tempi e anche lei veramente molto 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 chiaro ed esaustivo. Nicola, a te l'ultimo intervento prima poi di lasciare la parola a qualche domanda. A te. Allora, grazie Pietro, grazie Ance Veneto per aver organizzato questa iniziativa, e grazie anche ai colleghi, il direttore dell'Uni, ma anche Ingegner Bagagli, che a parte la precisione svizzera direi, perché nel rispettare il tempo, ma ce la farò pure io, hanno già toccato una serie di temi, facendo vedere come il settore delle costruzioni è coinvolto, e il settore delle costruzioni in senso lato, ma anche direttamente le imprese. Io diciamo, ho preparato anche qualche slide per aiutarmi, e
a chiarire un aspetto che diciamo a volte ci viene segnalato quando dalle nostre territoriali, dalle nostre imprese vengono posti quesiti su obbligatorietà o meno di una norma, spesso è legata a questioni di diciamo di discussione con la stazione appaltante anziché col direttore dei lavori, e quindi per sfociare fino anche a contenzioso vero e proprio. E a questo punto qua condivido la presentazione. Ok. L'ha presa? Non la vedo. Eccola qua. Eccoci qua. Allora, e anche per vedere un aspetto che l'aveva sottolineato Ruggero Lenzi all'inizio, cioè il fatto che nel settore delle costruzioni fino a pochi anni fa, fino a un po' di anni fa, si diceva che... Scusi un attimo, ma non Sì. vediamo le slide, vediamo la mail. Io vedo, però dice allora, un attimo reinterrompo la condivisione perché... Allora, condividi. Allora, questo qua. Ora? Perfetto, perfetto. Forse aveva aperto la mail del link, scusate. Dicevo, il fatto che il settore delle costruzioni sembrava fosse un po', diciamo, non tanto coinvolto nel settore della normazione UNI, cosa che invece vedremo con degli esempi pratici, ci accorgeremo che in realtà eravamo già coinvolti da prima, coinvolti nel senso che nelle nostre opere, nelle nostre realizzazioni comunque le norme UNI entravano prepotentemente in tanti aspetti anche fondamentali, tipo la parte strutturale, diciamo, di edifici o comunque infrastrutture in acciaio, cemento, eccetera. Quindi attualmente vediamo di sicuro un proliferare di norme, perché appunto il mondo sta cambiando e quindi ci aiutiamo anche con le norme UNI. Andiamo, perché non va avanti? Ecco. Allora, la prima cosa che abbiamo detto, norme volontarie e norme cogenti. Qual è il grado di obbligatorietà? Con norme cogenti ovviamente sono tutte quelle emanate, diciamo, dallo Stato, da altri enti legislativi. Il non rispetto comporta sanzioni civili, penali o amministrative. Quindi andiamo dal codice civile fino alle norme per le costruzioni, nel nostro caso DPR 380 per esempio, con tutto ciò che è connesso, sicurezza sul lavoro, risparmio energetico, barriere architettoniche, le norme sull'acustica, insomma ne abbiamo tante di norme che sono obbligatorie. E le norme volontarie invece appunto si adottano su base volontaria, spesso per migliorare qualità, sicurezza e efficienza, non sono imposte per legge, ma possono essere richiamate nelle norme cogenti e a questo punto diventano automaticamente obbligatorie da rispettare. Il rispetto, diciamo, è automaticamente obbligatorio. Potrebbero essere al di fuori, diciamo, di una norma, di richiamo di una norma cogente, e potrebbero essere anche richiamate invece nei contratti tra privati. Estremizzo, potrebbe essere anche citata in un contratto tra privati, per esempio l'applicazione di una norma dell'altro capo del mondo, una norma australiana, fa parte del contratto, va rispettata. Ora non so se in Italia sia mai successo questo, sì, dubito, però il concetto è nel momento in cui è prevista nel contratto, la norma, anche se nasce nell'ambito volontario, va rispettata. E quindi abbiamo le norme UNI, ISO, CEI, standard tecnici, eccetera. E quindi, diciamo, ci riferiamo quindi come fonti normative, alle Costituzioni e leggi costituzionali. Le norme dell'Unione Europea, ricordiamoci, ci sono i regolamenti europei che hanno diretta efficacia sugli Stati membri, diversamente dalle direttive europee che invece devono essere recepite dai singoli Stati membri. Faccio un esempio, noi avevamo citato prima da Renzi la direttiva prodotti da costruzione, che era stata infatti recepita dall'Italia.
ormai dal 2011 quella direttiva lì è stata trasformata in regolamento europeo. È stato, scorso anno è stato anche aggiornato, e quella lì è autoapplicativa, non ha bisogno di recepimento da parte dell'Italia, quindi diventa obbligatoria per tutti i paesi europei. L'unica cosa che diciamo, il regolamento non può fare è stabilire condizioni, diciamo, le condizioni di sanzioni per chi non applica il regolamento, che spetta agli Stati membri. E per il resto, diciamo, il regolamento diventa autoapplicativo e quindi non ha bisogno di recepimenti. Poi abbiamo appunto leggi ordinarie dello Stato, decreti legislativi, decreti legge emanati per urgenza. I decreti legislativi sono emanati appunto in base a una delega legislativa al governo di normare una determinata situazione, tipo per esempio quando recepiamo la direttiva sull'efficienza energetica degli edifici. C'è un atto parlamentare che delega al governo al recepimento della direttiva o dei suoi aggiornamenti. Poi ci sono i regolamenti, circolari, altri documenti emanati diciamo, dal governo e dagli enti locali per specifiche applicazioni. Poi ci sono anche, ricordiamoci, le leggi regionali. E anche le leggi regionali, nel caso, diciamo, nell'ambito di argomenti, di materie che spettano alle regioni, poi a volte sono anche in materie concorrenti, ma insomma, diciamo, le leggi regionali diventano obbligatorie ovviamente per quella regione e nei limiti diciamo, della competenza regionale in materia. E poi appunto ci sono le norme volontarie, le consuetudini, che hanno valore se non vanno in contrasto con le norme di cui sopra. E questo è un principio che vale per le norme UNI, che ovviamente l'UNI non può emanare una norma tecnica o comunque una norma che magari riguardi anche il nostro settore, se questa materia qui è già normata dallo Stato e la norma va in contrasto con la norma statale. E questo non lo può fare. Anche se poi vedremo un caso particolare in cui la norma UNI, nonostante la norma dello Stato, diciamo, è stata pubblicata la norma UNI che dà ulteriori informazioni, diciamo, cura ulteriori aspetti che la norma statale non cura, e ovviamente però da quel punto di vista resta una norma volontaria. Allora, andiamo a fare qualche esempio, perché secondo me tanti insomma, di chi ci segue e comunque chi opera in edilizia si ritroverà in questi esempi qua, quindi diciamo parliamo di cose reali che già esistono da anni. Norme tecniche per le costruzioni, il decreto del 17 gennaio 2008, ma insomma sono le norme che si usano per progettare in sicurezza degli edifici. E vedete che c'è un capitolo che parla di verifiche degli stati limite, c'è la formula per calcolare questo valore qui, ma attenzione, se vediamo sotto comunque nella parte finale già cita. Dice, per le regole di dettaglio da adottare si potrà fare utile riferimento alla sezione 8 della UNI-EN 1992-1-1 del 2015. Quindi la norma di sicurezza delle costruzioni all'interno ha dei riferimenti a norme, in questo caso qua, europee, e in particolare quella UNI-EN 1992 non è altro che l'Eurocodice di progettazione delle strutture in calcestruzzo. Quindi questo qua faceva parte di un progetto europeo di armonizzazione delle norme di progettazione in tutta Europa, suddivise insomma in vari capitoli a seconda del materiale strutturale utilizzato. Quindi nel decreto già ci abbiamo questo. Se quello riguarda più il progettista, andiamo a vedere qualcosa che possiamo toccare anche a volte più con mano noi come imprese, quando si parla dei materiali di costruzione, il famoso prelievo e prova di campioni, cubetti di calcestruzzo, la diciamo così molto direttamente. E lì la norma, ma già da anni, richiama le norme europee, le norme UNI e quelle UNI o EN, per proprio la preparazione, la forma, le dimensioni e la stagionatura dei provini di calcestruzzo. E quindi richiamandola qui dentro è una norma da rispettare quando compie queste operazioni qua. Che le deve fare, diciamo, sono sotto la responsabilità del direttore dei lavori, ma sappiamo che poi normalmente il direttore dei lavori si avvale
della collaborazione dell'impresa di costruzione per eseguire appunto prelievi dei cubetti, eccetera. E quindi abbiamo alcune norme di riferimento proprio per determinare anche la resistenza a compressione dei provini. E ho preso questo esempio qua per farvi vedere anche che le norme UNI, diceva il direttore Lenzi, sì, ora c'è questo progetto diciamo, mondiale per cercare di farle leggere in automatico, diciamo, ai nostri software. Ma le norme UNI, diciamo, sono fatte con una struttura di una norma, ma diciamo, contengono anche all'interno, oltre alla descrizione del come eseguire certe operazioni, anche delle figure, dei disegni, dei grafici che aiutano molto gli operatori. Per esempio, questa norma qui, prove sul calcestruzzo indurito, riporta anche, diciamo, oltre il valore diciamo, che abbiamo a compressione del cubetto, riporta anche diciamo, un elemento importante che il laboratorio deve considerare nel rilasciare poi le certificazioni, ovvero come è avvenuta la rottura. E riporta per esempio queste forme qua, rotture, la norma le chiama rotture soddisfacenti di provini cubici, oppure rotture non soddisfacenti. Significa che quei cubetti lì non potranno far parte delle prove ufficiali e anzi andrà segnalato che diciamo, non erano utilizzabili al fine sempre delle NTC, delle norme tecniche delle costruzioni, al fine di appunto certificare diciamo, le prove, i risultati di prova avuti sui cubetti di calcestruzzo prelevati in cantiere. Quindi diciamo la norma UNI è molto, diciamo, dà indicazioni molto pratiche su molte attività. E c'è una norma sempre richiamata anche nell'NTC che è una norma storica, questa a livello europeo, sulla corretta esecuzione di strutture in calcestruzzo. Per esempio, ho estratto questo piccolo pezzo soltanto, ci dà l'indicazione sugli scostamenti verticali ammessi per pilastri e pareti. Quindi con, diciamo, possiamo chiamarlo tolleranza ammessa, e ci dà le indicazioni pratiche per dire se è ammesso o meno. Quindi, ritornando a quello che dicevo prima, nel caso anche di diciamo, discussioni con il direttore dei lavori o comunque con la stazione appaltante o committente, diciamo, ci dobbiamo rifare a queste norme qui, anche perché sono esplicitamente citate nella normativa tecnica nazionale. Dicevo prima un esempio anche diciamo, di norme che hanno avuto un'evoluzione anche nell'UNI. E vediamo questa qua, dei requisiti acustici passivi degli edifici. Avevamo la legge del 95, la legge quadro sull'acustica, che demandava a un DPCM poi la definizione dei requisiti acustici passivi degli edifici, ed è il DPCM del 5 dicembre del 97. All'interno vengono stabilite una serie di grandezze che caratterizzano appunto i requisiti acustici, e anche qui vedete si fa riferimento, in questo caso qua, al tempo di riverberazione, per esempio, secondo norma ISO, e così via, potere fonoisolante, eccetera. E per arrivare poi a quella tabella che vedete sotto, dove a secondo della categoria in cui, di edifici, quindi residenziali, uffici, ospedali, eccetera, si riportano i parametri di legge, quindi i valori da rispettare, dei isolamenti, diciamo, acustici dei vari elementi, pareti, finestre, eccetera, calpestio, solaie. Quindi, diciamo, la norma da quel punto di vista è, possiamo dire, completa, ma in realtà, questo insomma, anche su spinta dell'ANCE, un po' di anni fa, fu studiata una norma in UNI per la classificazione acustica delle unità immobiliari. È un pezzo che mancava di sicuro al decreto nazionale, e l'UNI, senza entrare, come dicevo prima, in contrasto con la previsione nazionale, la Commissione ha definito, ora qua c'è solamente una piccola sintesi, ha definito alla fine
delle classi che sono legate. La classe 1 è quella, diciamo, più performante, quella che dà il maggior livello di isolamento acustico, fino alla classe quarta, e quindi a valori non così performanti, e rispetto sempre agli stessi descrittori, quindi la facciata tra le varie partizioni verticali e orizzontali, tra le diverse unità immobiliari, eccetera, e mettendo dei valori che diciamo, la Commissione, anche sulla base di studi, diciamo, valutazioni su altri metodi internazionali, altri valori internazionali, ha ritenuto opportuna classificare in questo modo. Ripeto, non è una norma obbligatoria questa qua, perché diciamo, è una norma UNI, ma che è successo? Sì, qua c'è anche la classificazione per, diciamo, quella lì riferita a ospedali, cliniche e case di cura. Ora la cito perché vedremo il motivo tra un attimo. Perché? Perché quando diciamo, il decreto CAM che citava prima il collega Bagalli, CAM Edilizia, diciamo, ha introdotto valori con le finalità di sostenibilità, eccetera, a volte ha introdotto dei valori su vari ambiti della costruzione più performanti di quelli minimi, diciamo, richiesti per legge. Tra questi c'era anche la parte acustica, in particolare per ospedali, cliniche, case di cura, scuole, chiede il decreto CAM il raggiungimento del valore della classe 2 per questi tipi di edifici. E quindi, limitatamente, ripeto, all'applicazione dei CAM, la norma UNI sulla classificazione acustica delle unità immobiliari in qualche modo ritorna anche obbligatoria in un ambito particolare, diciamo, costruzioni realizzate in ambito CAM, quindi lavori pubblici. E quindi questo qua è stato un caso, come vedete, in cui si allarga il campo di applicazione. E andiamo più rapidamente, abbiamo visto forse anche qualcosa prima con Lenzi, ma per esempio sul riporto, diciamo, delle norme, richiamo delle norme che in questi anni, diciamo, per vari motivi, anche, ricordiamo anche gli incentivi del superbonus, diciamo, hanno avuto particolare attenzione da parte delle nostre imprese. Posa in opera dei serramenti, c'è una norma UNI sulla posa in opera dei serramenti, che io dico molto completa perché riguarda sia i requisiti e criteri di verifica della progettazione, sia i requisiti di conoscenza, abilità e competenza del posatore dei serramenti, e poi anche i requisiti minimi per l'erogazione di corsi di istruzione, appunto, per i posatori, e poi anche quei criteri di verifica dell'esecuzione. Quindi abbraccia tutto il ciclo produttivo non del serramento, su quelle ci sono altre norme, ma produttivo del cantiere, quindi dalla verifica della progettazione fino alla verifica dell'esecuzione. Stessa cosa, sempre legata al 110, diciamo, grande notorietà, ha avuto la norma quella sui sistemi isolanti termici per l'esterno, i sistemi gli ETICS, quindi cappotti termici. E anche qui volevo far vedere come nella norma, che riguarda sicuramente il progettista, ma anche l'impresa che deve controllare la corretta esecuzione, vedete, la norma UNI parte anche dalle tolleranze di planarietà del supporto su cui andremo a montare il nostro sistema di isolante a cappotto, e anche la tolleranza di planarietà del sistema ETICS finito. Quindi dà delle indicazioni pratiche, sia al progettista che deve, diciamo, verificare le ipotesi di progetto, sia all'impresa nel fase di costruzione. E poi riporta anche, diciamo, dei disegni sulle stratigrafie, la corretta posa in opera nell'angolo della muratura, come vanno montati diciamo, i pannelli isolanti, eccetera. Sostenibilità, controllo, diciamo, istruzioni per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e anche la manutenzione di copertura verde. Diciamo, è un sistema che, diciamo, sta avendo
diciamo, sta prendendo piede anche in Italia, e questa qua è un'altra di quelle norme, io dico complete, dalla progettazione fino addirittura alla manutenzione. E vedete con anche qui abbondanza di grafici, di disegni che indicano la reale corretta realizzazione dei vari strati, dall'impermeabilizzazione allo strato drenante, lo strato di terreno, eccetera, e come vanno correttamente risvoltati anche sul muretto, anziché, diciamo, in altre situazioni. E, ultima citazione, PDR applicabile al settore delle costruzioni, quindi una prassi di riferimento, è una modalità di normale, diciamo, stabilita in Europa un po' di anni fa, e che diventa premiante per l'INAIL e riguarda la UNI-PDR 49 del 2018, certificazione della responsabilità sociale nel settore delle costruzioni. È una PDR che in realtà è un modello per l'applicazione del modello contenuto nella UNI-N ISO 26000, che credo abbia citato Ruggero Renzi prima nelle sue slide, e è una PDR che è stata sviluppata su richiesta di ANCE Lombardia, quindi vedete come ritorna il discorso dell'interesse dell'ANCE per questa, anche per proporre normative. Ed è stata appunto richiamata in questo modello dell'INAIL e dice esplicitamente, appunto 6, è individuata come criterio premiante la conformità a questa UNI-PDR, quindi dà diritto a dei premi, insomma, in ambito INAIL. E a questo punto qua chiudiamo con, diciamo, cosa in questi anni ha fatto anche ANCE, oltre, diciamo, a partecipare storicamente al lavoro di normazione. Ha fatto un accordo specifico con UNI, proprio considerando il fatto che la normazione volontaria ha acquisito sempre più valore e importanza in tutti i settori, compreso il nostro. Diciamo che, consapevoli del fatto che il processo di normazione nasce dal basso e quindi frutto di un lavoro collettivo, di condivisione anche con i vari soggetti interessati, e che riguarda anche piccole e medie imprese, le associazioni, le parti sociali, quindi diciamo ha un impatto su tanti soggetti. E appunto il regolamento europeo del 2012, il 1025, ha dato un forte impulso alla normazione volontaria e quindi quella appunto prodotta poi dall'UNI e dal CEN a livello europeo. Un altro richiamo, chi diciamo, opera nel campo degli appalti pubblici, se va a scorrere il testo del codice dei contratti, potrà notare che ci sono 53 norme UNI richiamate esplicitamente nel codice dei contratti. Quindi non nelle norme tecniche, nel decreto norme tecniche per le costruzioni, ma addirittura nel codice dei contratti. E quindi diciamo, sono pervasive le norme UNI nell'ambito della normazione ai vari livelli. E appunto poi non cito tutti i richiami che ci sono sull'NTC, sulle norme sul risparmio energetico, eccetera. E quindi l'ANCE ha ritenuto strategico partecipare al processo di produzione delle norme, anche essere promotori, come ha fatto anche ANCE Lombardia. E l'altro aspetto, diciamo, che a volte veniva individuato come punto critico, l'accessibilità alle norme e la conoscenza delle norme, il costo delle norme, e quindi l'accordo fatto con UNI ha permesso di arrivare, diciamo, anche a un'accessibilità alle norme molto più facile ed economica per le nostre imprese. E quindi l'obiettivo diciamo, essere più efficaci nel partecipare come ANCE alle attività UNI. Abbiamo aumentato il numero di quote associative, quindi abbiamo anche più possibilità di intervenire su più argomenti, su più commissioni che si occupano della normazione, e poi appunto facilitare l'accesso alle norme come? Con un abbonamento a condizioni, direi uniche, per la consultazione online delle norme. E in particolare, diciamo, già l'anno scorso è partito questa convenzione con UNI,
e abbiamo stabilito un abbonamento pari a 100 euro l'anno per la consultazione online di tutte le norme, quindi non solo quelle UNI, ma anche quelle europee e internazionali recepite da UNI. Ricordo che col precedente accordo, quello valido, diciamo, fatto con Confindustria, diciamo globalmente con Confindustria, il costo variava dai 200 ai 300 euro l'anno. E l'accordo dello scorso anno ha detto per il primo anno il 50% di questo costo di abbonamento lo copre l'ANCE per le prime 150 imprese che sottoscrivono l'abbonamento, quindi si riduce a 50. Quest'anno, cioè il direttore Uni lo può confermare, diciamo, prosegue questo accordo qui alle stesse condizioni e quindi come si fa? Beh, noi avevamo mandato già l'anno scorso, ma rinvieremo ora, diciamo, probabilmente dobbiamo fare una check con Uni, probabilmente cambiamo diciamo, la data, metteremo 2025 e c'è un modulo da compilare da parte dell'impresa che ci viene inviato e noi, dopo aver appunto verificato che è la nostra impresa associata, lo mandiamo all'Uni per attivare poi l'abbonamento. Quindi con 50 euro l'anno, il prezzo di meno di 50 caffè ormai, forse 40 caffè, ci possiamo dotare di questo abbonamento qua che ci permette di verificare, avere le norme, quindi peraltro costantemente aggiornate. Quindi mentre se avessimo un abbonamento, diciamo, cartaceo, e diciamo, abbiamo la norma aggiornata, ma quando l'abbiamo comprata, con l'abbonamento online possiamo vedere anche tutti gli aggiornamenti che durante l'anno possono essere pubblicati. Mi fermo qui, credo di aver rispettato il tempo. Grande Nicola, assolutamente sì, come tutti gli altri relatori e ti ringrazio tantissimo, veramente tanto. Pietro, c'hai 3 ingegneri davanti, quindi... Che dire, la categoria è stata rappresentata ai massimi livelli. Allora, ci sono state alcune domande che nel frattempo hanno trovato, diciamo, definizione e risposta nel corso degli interventi dei relatori. Ne, diciamo, sintetizzo, forse non precisamente, ma insomma vado un po', ne sintetizzo un altro paio. Allora, una magari è indifferente se siamo totalmente in tema o no, ma insomma ci chiede se, a che punto siamo nella definizione, l'iter di definizione dei camstrade. Ecco, su questo non so se chi di voi ci può dare qualche risposta, non so se Nicola, se insomma, insomma, così viene, così ve la Sì, dico. E diciamo, poi ce n'è un'altra e ve sì, la sì, dico vabbè, dopo. esula dal contesto, però il Camstrade, diciamo che il Ministero, con i termini che usa lui, ha terminato la fase di consultazione, diciamo, dei 95-100 soggetti che consulta nel fare questo tipo di documenti. E al momento quindi alla valutazione del Ministero, documento conclusivo diciamo, dell'ufficio del Ministero, però non abbiamo altre notizie. Questo è lo stato di avanzamento lavori. Ok, Nicola, ti Come anche ringrazio. diceva prima, giustamente Massimiliano Bagagli, anche il CAM Edilizia, lì si tratta di un aggiornamento. Il CAM Strade ha diciamo, ha una diversità che è il primo CAM Strade che si fa, mentre il CAM Edilizia ormai diciamo, sono aggiornamenti che negli anni si sono susseguiti. Perché pure lì diciamo, l'iter di consultazione con le parti interessate diciamo, è concluso e aspettiamo. Grazie Nicola. E poi io, beh, se qualcun altro vuole rispondere, insomma. L'altra domanda che ci arriva riguarda invece i cambi edilizia, e cioè se ci chiedono se tutti sono coperti da norme uni o ci sono alcuni aspetti ancora relativi ai cambi edilizia non normati ad oggi. Questo forse è più per il dottor Lenzi, l'ingegner Lenzi, o Nicola anche. No, ho fatto
Scusate un attimo, ho detto una cosa, un'imprecisione. Il Camstrade è uscito, ci sta, e che siamo in attesa di sapere se intendono fare modifiche. Ho saltato un passaggio, ho fatto un mix tra Cam Edilizia e Camstrade, ho fatto un salto di passaggio e il Camstrade è quello che ci sta già, è stato pubblicato. No, la domanda, no, volevo capire meglio, cioè se ci sono aspetti del Cam Edilizia non... Cioè, sostanzialmente si rispetta tutti gli aspetti compresi nella progettazione e realizzazione di un manufatto, cioè, sono tutti previsti dai cami edilizia, sono tutti, scusa, sono tutti coperti da norme uni o no, i cami edilizia? No, questo è quello che ho capito Posso dalla dire domanda. a memoria direi che non c'è una disposizione dove non ci sia un riferimento a una norma. Forse ci saranno un paio di riferimenti a delle ISO e non a una UNI, ma se no, francamente, è veramente tutto. Cioè, se c'è qualcosa è talmente residuale che non me lo ricordo, almeno personalmente. Un chiarimento sul discorso ISO o UNI. Allora, le norme ISO nascono in un ambiente internazionale dove la rappresentanza italiana è UNI, quindi ISO e UNI sono fondamentalmente la stessa cosa. Cosa succede però con le norme ISO? Che le norme ISO, se non c'è un diretto interesse a livello nazionale, possono anche rimanere solo ISO, cioè non vengono adottate come UNI e quindi non hanno l'acronimo UNI-ISO. Il fatto che una ISO sia direttamente richiamata in una disposizione di legge è un po' improprio, perché il legislatore cosa dovrebbe fare? Quella ISO lì ci interessa, per esempio, la vogliamo inserire all'interno del discorso dei CAM e quindi chiediamo a UNI di adottarla come norma nazionale, diventa una UNI-ISO. Purtroppo questi meccanismi non sempre si conoscono e quindi talvolta succede che ci siano dei riferimenti diretti a norme ISO senza pretendere che diventino delle norme nazionali, ovvero uni-ISO. Sono delle cose che noi ogni tanto riusciamo a cogliere, le correggiamo, un'adozione di una norma ISO è una cosa veloce, è un atto quasi amministrativo, abbiamo bisogno semplicemente di una giustificazione e più che una giustificazione di riferimento in una legge è proprio il caso più forte che possiamo avere. Quindi sono un po' dei disallineamenti perché il sistema talvolta non conosce bene questi meccanismi. Ma comunque parlare di ISO, ma ovviamente magari lo sa benissimo, parlare di ILI o parlare di UNI è fondamentalmente la stessa famiglia, la stessa cosa, ecco. Perché nel CAM edilizia ho visto anche, come dire, degli esempi in cui si provava a introdurre qualcosa che non fosse, come dire, nemmeno ISO. Ecco, questo è un altro problema. Quando vai a trovarti un riferimento di altre organizzazioni che fanno standard, ce ne sono diverse nel mondo, non sono quelle che ufficialmente sono riconosciute per il paese come l'ente che fa standard. In Europa, per legge, l'ente deve essere unico, quindi l'UNI ha un riconoscimento giuridico per l'Europa. Nel mondo questa legge non esiste, quindi ci sono delle parti del mondo, per esempio negli Stati Uniti, dove gli enti di normazione sono in concorrenza e quelli che vendono di più hanno più successo e hanno più diffusione. Uno di questi, famosissimo, è la STM, che non è l'ente di normazione ufficiale degli Stati Uniti, l'ente di normazione ISO è l'ANSI. Invece la STM potrebbe avere un riferimento in una disposizione legislativa nazionale in modo forse un po', diciamo, poco controllato, perché noi italiani su una norma STM non possiamo proprio farci niente e quindi ce la prendiamo così com'è, mentre su una norma ISO siamo noi che andiamo sui tavoli ISO a cercare di governare nell'ambito del consenso un contenuto, quindi è un po' improprio fare riferimenti a standard fuori dalla filiera ISO, CEN, UNI, quella delle linee di informazioni ufficiali. Grazie anche per questa ulteriore precisazione che sicuramente sarà stata apprezzata.
Un ultimo ringraziamento a voi relatori, davvero grazie. Io spero e credo, ovviamente con la vostra disponibilità, che questo sia per quanto ci riguarda un primo passo, nel senso che potrebbero arrivare con nuovi, visto che la materia è in costante evoluzione, insomma, l'abbiamo visto oggi, può essere utile, secondo me è necessario fare magari degli aggiornamenti periodici e poi ringrazio soprattutto chi ha partecipato, insomma, che sicuramente si porta a casa un contenuto importante. Grazie, grazie ai relatori. Di nuovo, Grazie ingegnere, grazie buona direttore. giornata. Grazie. Arrivederci. Ciao a Ciao tutti. Nicola, ciao Arrivederci, alla Fabiano, prossima arrivederci. occasione, arrivederci. Volentieri.